Siamo con il sindaco di Soramanna, uno sindaco giovane di una comunità minoredda di San Marmilla, uno sindaco che ha deciso di promuovere una manifestazione intitolata Storia de Comunitate, che si è da tenere e quindi programmata a fine vita. Come mai Storia de Comunitate? Stories delle comunità nasce un pochetto con questa idea di cercare di valorizzare questa che è la cultura, le tradizioni e tutto questo che conti sulla storia e questa identità che tiene il nostro in vita ma in suo territorio in generale. Quindi tutte queste cose che con il suo tempo sono andate un pochetto a scaresci la popolazione e quindi si cerca di valorizzare un pochetto tutto ciò che tende a scaresci di tutto. Che rispetto a ottenere dai gustardì e del dibattito e dei confronti? Noi speriamo di stimolare questa attenzione di tutta la popolazione per questo tipo di avvenimenti, di dibattiti, di tematiche in generale, in particolare per la gente più giovane, poi tra appunto cose che gente meno non mai intende, questioni di lingua, questioni di tradizioni, della storia del Sahel, del suo territorio, e speriamo che questo sia l'inizio di qualcosa di romano. In questa questa manifestazione e in suo programma va da attività del MEDA pro Salimba Sarda con sospizzinos, giovanos e anzianos. Come mai? Poi secondo noi è importante cercare di organizzare attività che pongono a confronto gli anziani e i più piccoli, i più giovani. Poi prima di tutto i più giovani sono mai, mezza volta sono mai fuori dal suo sardo e mezza volta sono conosciuti da questa storia che può essere semplice per me, ma con cui uno non conosce manco come si fa da prima una certa attività, per esempio un suo sardo. E quindi poi a confronto gli anziani e i pipius è l'occasione di cercare di tramandare queste informazioni per una continuità che in questa tesi poi pure sparesse, perché è in pericolo, perché i più giovani appunto non vinti per uso fende certe cose che prima si facevano normalmente. Come mai un giovane come te ha deciso di cominciare ad affrontare questo argomento, come Salimba e l'indipendentismo? Tanto che ha convidato sul leader storico dell'indipendentismo sardo, che è Giovanni Pedro Marras. Questo è un argomento di attualità di meta, visto sul dibattito che c'è in Sardegna e il fatto di Catalogna. Fonti argomenti sono importanti proprio perché fonti vago attenzione della popolazione e del suo pubblico in generale, quindi ho deciso di fare questo tipo di dibattito per cercare di porre in risalto questi punti valori di demota, identitari, Samori vostra Sardegna, chi è da leader del suo passato e niente. E questa occasione per dibattito può cercare di questionare di questo tema proprio perché noi c'è questo importante dibattito in Catalogna e quindi la gente è più interessata più di prima a questionare di queste cose che possono solo che sono un popolo con due identità può essere meno importanti per il suo futuro.